pubblicazioni dell'ISBE sono il risultato del lavoro di ricerca che viene svolto all'interno dell'istituto o anche il risultato del riordino degli appunti e dei materiali che vengono presentati durante i nostri corsi, sia in presenza che online. Quest'anno abbiamo deciso di presentare i lavori realizzati nel 2020, poiché quelli del 2021 sono ancora in corso. L'inquieto esistere del professor Michele Pinna è un saggio inedito sul giorno del giudizio di Salvatore Satta. Si tratta di una ricerca teorica svolta in parallelo con una ricerca dal vivo nei luoghi interessati dall'opera dell'autore nuorese. L'eserciziario a Sasarda, a cura di Francesca Assini, è a completamento del manuale già esistente. Esso contiene le correzioni degli esercizi contenuti nel manuale. Fede, Coraggio e Polvere è un video documentario realizzato da Salvatore Taras che racconta l'Adia di San Costantino a Pozzomaggiore. Questo lavoro è stato realizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale. Giustizia e perdono è il volume curato dall'avvocato Attilio Pinna, frutto della ricerca sulle misure preventive alternative alla pena. Gli atti del convegno che ogni anno realizziamo in collaborazione con la Co-Peter Foundation. L'anno scorso il convegno si è svolto online e il tema era l'Europa delle particolarità. Quaderni di filosofia a cura della dottoressa Daniela Masia Urgu raccolgono gli atti del convegno, il sacro, la memoria e il tempo e alcune pillole di saggezza in italiano e in sardo, risultato anch'essi di un corso realizzato online sui dicios tradizionali. I quaderni di storia sono il risultato di un corso online realizzato nel 2020. Questi quaderni sono stati curati dal dottor Stefano Alberto Tedde e dal professor Michele Pinna. Raccolgono tutti gli appunti e le informazioni date durante questo corso, con la particolarità di integrare la storia della Sardegna nella storia comunitaria. È possibile richiedere le pubblicazioni presso la nostra sede a Sassari, in via Maddalena 35, nelle giornate e negli orari di apertura, oppure inviare una mail all'indirizzo istitutobellieni@gmail.com. Nelle prossime settimane nella nostra pagina Facebook pubblicheremo i video delle presentazioni dei volumi che vi ho appena elencato, a cura degli autori e dei curatori. Seguiteci!